Ma spiegare una cosa, come mai hanno il vizio di leccare una batteria da 9 volts per vedere se carica? Come mai? Secondo te, come mai? Boh, che ne so, è come se uno si mette a leccare la carta igienica per vedere se è usata. Esatto. Oppure, non lo so, uno vorrebbe vedere se un profilattico è stato usato, quindi se lo mette a leccare, ma giusto? Non si fanno queste cose, non si fanno, sono come fare abbaglianti. Come? Danno solo fastidio a chi le mette. È giusto? Certo. Detto però che la vita è come un rotolo di carta igienica, Come? rotoli, strappi e poi chitarrista. Un tubo. Che praticamente avevo. E aveva un corpo stupendo, ti dico, a guardarla era bellissima, sembrava una divinità. Sai cosa somigliava? A cui? A statua di Buddha. Mi sembra di verità. Lo so, però no, troppo. Davanti a voi. Ciao. Come ti chiami? Giuseppe, Giuseppe. Quanti anni c'hai, Giuseppe? 42. 42. E sei di Mazzara del Vallo. Sì, di Mazzara. Allora ascolta Giuseppe, tu che tipo di esibizione vuoi fare? Vuoi cantare? Voglio cantare la canzone. Vuoi cantare una canzoncina? Adesso io ti do il microfono e tu la canterai guardando i telespettatori. Va bene? Romagna, Romagna mia, con tanto te non si può stare. Cerco la nostalgia che ho lasciato, cerco la mamma mia che ho lasciato, non ti potrebbe mai scordare. In questa notte stellata la mia serenata la canto per te. Romagna mia, Romagna un fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al cassolare. Romagna, Romagna. A posto! Perfetto, è stata davvero una bella esibizione. Un grosso saluto da Alberto, un grosso saluto da Giuseppe, 42 anni di Mazzara del Vallo, e un grosso saluto anche dagli amici di Giuseppe. E naturalmente dal bar Manzoni, via Salemi, Mazzara del Vallo. Ciao ciao! Io sono Dracula cercava sangue di ragazze vergini. E mossa la fame. Mangoccia le La fame mossa. Vedete? C'ha dei bei capelli, porta gli occhiali, quanti gradi ti mancano? Io ho 5 gradi. Per occhio. Sì. Quindi Sì, sono sì. 10. Però ci vedi senza occhiali. Sì, sì. No, un pochino. Un pochino. Ah. Mi sono dimenticato una cosa, sei motorizzato? La macchina ce l'hai, ti puoi no, muovere? no, non devo prendere la patente. La patente te la devi prendere, però ti puoi muovere. Sì, sì. Con che cosa? A piedi. A piedi si può andare dappertutto. Perfetto. Poi? Cioè che cos'è che vai guardando praticamente tu in un uomo? Un po' da cavallo. Bello. Dove vai spaziando? Un bello caffè. Un bello caffè. Che Bello caffè. cammina. Perfetto, va bene.
Boh. Amico, se cerchi una mano per aiutarti, vai nel tuo braccio, la trovi qui. Alla fine. Amici telespettatori, buonasera a tutti, benvenuti in questa rubrica dei Cuori Solitari. Questa sera vi voglio presentare una donna praticamente di Campobello di Mazara che è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Camilla e ha 28 anni. Ciao Camilla. Ciao, sono Camilla e mi chiamo Camilla, calmati, un po' nervosetta sei, Ok, ci siamo. Ci siamo. Vediamo? Va bene. Trucco. Calma. No, bisogna niente di trucco. Allora, siamo pronti? Wow. Attenzione. Com'è? C'è qualcuno che perde stasera? Forse perde lui. Chi? No, io non perdo proprio. Non perde. Forse perde Filippo. Chi è Filippo? Io sarei io Felipe. Ma perdi tu? Per adesso siamo quasi a pari. Quasi appare. Sì. Cioè state a 5 e 5 mi sembra. 5 5. 5 tu e 5? No? Sono 10 tutte e due. Ho capito. Ah, devi soccaffare c'è il punto. Questo ragazzo vuole giocare, solo che non ha coraggio di giocare. 40. Cioè dovrebbe partire dai 30 per 30 a arrivare 40. ai 40 anni, Sì. giusto? Tu sei completamente single? Sì. Sei signorina? Sì. Ma stai zitto Andrea. No, stiamo recitando, ho detto. Sempre il rosso, Filippo. Io sono entrato per sbaglio qua, ma qua che cos'è, scusate? Qua è un circolo cacciatori. Cacciatori? Siete praticamente tutti cacciatori? Ma che non mi fece 8 punti per. Ho capito. Ma da quando hai aperto questo circolo? Da parecchio. Circa? Circa un anno. Un anno. Siete molti soci? Abbastanza. Non devo emozionare, capito? Io mi emoziono, sì. Emozionato. Vai!
Vai! Ma mettete da mezzo veicolo! Sì, però da lei, ma se no se ne vanno! Non sento. C'è in casa? Non sento. Comunque io sono entrato senza conoscere nessuno. Lei si chiama, scusi? Salvatore. Salvatore, mentre Io lei... ripeto ancora Filippo. Filippo, piacere. Piacere a me, mio. Ci conosciamo per via televisiva. Bravissimo. Lei si chiama? Salvatore. Piacere. Quindi abbiamo due Salvatori. Lei? Vito. Vito, piacere, signor Vito. Poi passiamo al signor Giuseppe. Giuseppe, che abbiamo fatto l'intervista. Sì. E qua c'è un ragazzo, come ti chiami tu? Vincenzo, piacere Vincenzo. Poi andiamo avanti, c'è un altro signore seduto, ciao, piacere. Andrea. Mentre? La Cina colpisce ancora. Sarebbe Gabriele. Gabriele. Vabbè. Cinese, il cinese, lo chiamano proprio così, il cinese. Perfetto. Ma come che hanno secondo mano di camminare per... Aspetta, come che... Il rosso non siamo neanche. E ancora che il punto a beato non mai Cioè, vi siete praticamente emozionati. abbiamo vinto poi di 4 punti, avevamo il campionato. 8 punti. Neanche avanti, eravamo 8 punti alle vicine. E vai! Disgraziato, e vai! 10 punti a gnaccia. Un bagno veramente il doc. Chi? Salvatore? Chi a farla e regalare il cinema non accorgo. Giriamo, gnaccia. Io sinceramente di questo sport non ho mai capito niente. Questo è un gioco da poco che è messo qui e noi da molto tempo che non giochiamo quasi nessuno, che non pratichiamo questo gioco. Giusto, niente siamo giusti. Che faceva la mia nonna? E mio nonno con le sbigatini, con le sbigatone, ancora con le mutande. Oh là! Tiri top pa. C'è qualcuno che si vuole aggregare? A disposizione. Qualcuno che si vuole aggregare? Venite qua. Forza! Vieni qua, Feli! Allora, Oh, Feli, canta! forza! Piglio, lo sta cantando un piglio salato, sta cantando! Vieni qua! Amone! Si due se vire. Un'aggregazione minima, che so, un minutino così e poi me ne vado, dai. Veniamo tutti qua. Dai, vieni qua! Tutti! Se ne viene l'acqua forte e chi da con appesoite, di Natale all'anno nuovo ci piace lo citrolo lo trovano i ventitini, hai da tutta ci da sì dallo ruccazzo pure vita e te stare qua. Ah, fanculo! E qui non si ricorda mai travagliare su una montagna che tagliava ligna, non si vai per occhi e ci mangiavano la tegna. Addirittura. Ostia quando roba! La persona pieno canta, come ti chiami? Alberto. E Alberto Sona, pieno canta Alberto Sona. Come si chiama questa strada? Passo doppio. Passo doppio, sì. Bello comunque. Bello. Vabbè, andiamo a casa tua? Sì, andiamo. Non viste vero. Non viste vero, se queste le cose. Che sono fuori onda. Fosse Nico. Fosse Nico, come fai un minuto? Non viste vero. Vabbè, c'è qualcuno che sa qualche altro scioglilingua? Come sei bella, a cavallo sto cammello, lo penno con la tracollo, ai, lo scecco ci arraglia, io alla fera con i giuni, e pila via con gli cottone, ciò che gia, ciò che venia, ciò che trigo gia, la via, la, tiri di toppe, tiri di toppe, tiri che tolla, e lo canta già per la Andiamo a vedere il cinese. Vediamo se il cinese
sa qualche Fare cantare una canzone a Salvatore. Che Salvatore. Canta... No, magari. Torri, canta non mi fido. Non scioglie lingua. Un proverbio cinese. Qualche proverbio cinese. Una cosa, canta una fesseria che sa. Quando arrivo a casa picchia tua moglie. Tu non lo sai il perché, ma lei lo sa. Ma che no? No, ma Torri. Salvatore. Salvatore, canta napoletano preciso. Napoletano. Ya, Vicente, la sta... Torri, cantaci una canzone. No, mi fido. Ma lei, non hanno venuto su parere niente. Ma quando la vedrai sarà un altro ancora. E tu capirai quanto è bella lei. Tu mamma non lo sai, quando guardo lei io vedo gli occhi tuoi, mi perdonerai se un giorno me ne andrò. Prati senza fine, fiori bianchi e questo è lei. Ha negli occhi un mare, non lo sai. Chi mi fa morire mi perdona è sempre lei, ma la vedrai e capirai quanto è bello lui. Complimenti a Salvatore che ha avuto veramente Registrazione prova numero 1. 2, 3, 4, 5, 6. All right. Allora, quale comincia? No, cominci ora e cavi, ne hai una soviglia, Allora, se no comincia- come finisce. va bene. Buonasera, signore, buonasera, che cosa? Questa è notizia flash. Quale? Questo che stiamo dicendo. A questo notiziario Che sono flash. ricche. Sì. Poi c'è un bello. Amici telespettatori, buonasera a tutti e benvenuti in questo TGP Flash della serata. A sapere, riga. Cominciamo subito con le notizie della serata. Allora, dispiace dirlo in un momento così critico, ma purtroppo nel momento in cui si sperava superare la crisi, a Trapani è successo che l'ufficio collocamento deve dare una brutta notizia, sperando che sia una notizia momentanea, perché se ci sono state poche chiamate o quasi niente è dovuto al problema che praticamente il direttore generale dell'ufficio ha smarrito il cercapersone. Mio. Sì. Chissà che da flash. Cosa l'hai addolato queste ancora aspettavo. Ha smarrito il cercapersone oggi. Che avevi a dire succede? Succede, Ha smarrito il cercapersone. Perché se me la fai capire che finisce. Ma se ne aspetto sempre. Ah, sì. Sì. Ripetizione numero 2, telegiornale. Ciao. Poi se ne va all'aereo fuori onda. Alle iene scopavano. Amici telespettatori, buonasera a tutti, ribenvenuti in questo notiziario flash.
Oh yeah!